Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live flash veloce vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo delle persone gentili, di quelle persone che si espongono per vari motivi, perché magari pensano di non essere eleganti o perché magari pensano che bisogna essere sempre diplomatici e poi nella propria vita alcune volte si prende delle accantonate. Ma prima di fare questo, per iniziare questa pillola, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legada, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano. Vi ricorda anche che abbiamo dei gruppi, due in Face, i casti sacerdotali, e un altro che si chiama Radionica, Radiostesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1440 amicizie e se ti iscrivi, il link sta sotto qui in descrizione, ti fai anche un regalo. In più abbiamo uno dei siti più in voga di radionica radiestesia, creato il vostro magnetro veneziano nel 2015, ormai è un punto di riferimento per gli studiosi di radionica e radiestesia. Ho già messo dal 2015 20 ebook, di cui 4 di lettura da mano chirurgia, tutti gratuiti e ne hanno già scaricati 150.000 e quindi il vostro maledetto veneziano ha regalato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici, circa più o meno, con tanto di istruzioni e questo qualcosa vuol dire. In più il Degare Maledetto Veneziano hanno una sezione shop dove ad esempio si possono comprare questo talismano amuleto da 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo un po' a parlare di quelle persone che nella loro vita hanno sempre usato la gentilezza, o non sempre, ma la maggior parte delle volte hanno cercato di essere gentili. E poi capita che a un certo punto si rendono conto che bisogna fare delle virate. In altre pillole ho spiegato che c'era una volta un serial killer, no? Nel Vecchio Testamento, che ha fatto di tutto e di più. Eppure gli israeliti descrivono questo serial killer l'uomo il cui cuore piaceva a Dio. E quindi, ad esempio, capite già che il fatto di essere gentili e avere il cuore che piace a Dio alcune volte non è sempre la stessa cosa. Ci sono persone che per bon ton, perché magari pensano che il buonismo, no? Cerca sempre di fare le cose bene perché c'è la legge di attrazione, buona attrae buona, ma poi nella realtà pratica ci si rende conto che molte volte quando si è esposto, si è dato una guancia, arriva subito la sventola dall'altra parte. Allora, cosa si può fare? Beh, il magnetro veneziano ha messo dei circuiti radionici, ad esempio nel sito capitano.altruista.org, per convertire i negativi in positivi, oppure per tagliare legami perniciosi con persone che chiaramente non sono in un certo senso adeguate alle nostre vibrazioni. Chiaro che l'ideale sarebbe sempre essere giusti e quindi essere gentili con chi se lo merita ed essere giusti con chi non si merita la nostra gentilezza. Ma questo poi viene col tempo con la pratica, no? Il capitano degli Alpini di Torino da piccolino mi spiegava che se le persone non hanno paura non ti rispettano. Infatti io alcune volte vedevo che si comportava veramente in modo particolarmente pesante e non capivo perché, no? E lui mi diceva, caro mio, se non fai paura la gente non ti rispetta, no? Quindi questa gentilezza, questo modo di essere molte volte porta più danni che utilità. Quindi cosa vi posso consigliare? Attivate sempre i circuiti di tagliare legami perniciosi, fate un vostro, se non voi non dovete spendere ad esempio un lavaggio energetico, una pulizia energetica da legare a maledetto veneziano a 100 euro, fatevi sempre una pulizia e cercate di essere gentili ed eleganti con le persone che realmente vale la pena, in un certo senso, spendere le vostre energie. Per quelli invece che siete in dubbio perché pensate che questa vostra gentilezza la potrebbero prendere per poi, in un certo senso, farvi del danno, lasciate stare, non serve niente a fare i buonisti. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, date la vostra gentilezza solo a chi pensate che realmente se la merita. Tutti gli altri purtroppo dovrete essere giusti. A tal riguardo vi ricordo che il vostro Marietto ha fatto anche due pillole sulle polpette del Marietto, no? Che potrebbero darvi un aiuto magari a
persone viene preso per persone gentili ma deboli, no? Essere gentili sì con le persone che se lo meritano, ma giusti con le persone che meritano le polpette. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, Marietto quel che è del Marietto e chi merita polpetta, la polpetta. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!